L'Anci Veneto ha scritto ai sindaci della regione di mettere a disposizione il proprio personale a sostegno dell'amministrazione del Bellunese, specificando altresì la massima urgenza. Innanzitutto verificare se c'è del personale da poter per 20 giorni da prestare appunto ai comuni, ai tanti comuni che sono stati coinvolti in questa immane tragedia. E, ehm, e appunto abbiamo anche predisposto nel sito un modulo per le figure che sono richieste, perché comunque abbiamo già fatto un lavoro in raccordo con il CSS e insieme anche con la Regione del Veneto per quali sono le figure che servono, e quindi c'è già, i comuni coinvolti hanno già chiesto quali sarebbero le figure che servono. Geologi, ingegneri civili, ambientali, di difesa del suolo, forestali, architetti e ancora personale amministrativo, contabile e finanziario tra le figure richieste. È un sistema anche che coinvolge il nazionale, è il sistema di protezione civile in cui all'interno ci sono anche i comuni e ci saranno appunto dei rimborsi spese per il personale che accetta questo, perché comunque si spostano da altri territori, no? E devono stare lì per questo periodo di tempo, che è il periodo in cui serve intervenire in fretta, perché come abbiamo sentito un po' tutti, nell'arco di un mese si apre la stagione turistica e sono comuni che hanno assolutamente bisogno di poter fare la stagione turistica. Le amministrazioni del Bellunese, spiega la presidente Pavanello, stanno lavorando in condizioni critiche, per questo è fondamentale che i comuni facciano squadra. E per questo stiamo facendo questo appello per chiedere a tutti insomma, di intervenire in velocità e di dare una mano ancora di più anche rispetto a tutte le raccolte fondi che comunque sono collaterali. Ecco. Quello di trovare delle figure all'interno delle proprie strutture comunali da poter coinvolgere in questo periodo particolarmente importante, insomma nel prossimo mese, 20-30 giorni. L'appello affinché i sindaci del Bellunese non vengano lasciati soli. Servono acquisti in continuazione per riuscire, se non altro, anche ad alimentare, sappiamo, sono i generatori, quindi servono anche cose minime e serve dare proprio un supporto anche per servono figure amministrative che vanno ad implementare lo scarso personale che c'è in questi comuni, perché sono comuni piccoli e già con poco personale.